Protocollo Mille Occhi è quello sottoscritto stamane dal prefetto Angelo Sidoti con i comuni di Treviso, Derzo, Conegliano, Montebelluna, Mogliano, Castelfranco e Vittorio Veneto e gli istituti di vigilanza che saranno impiegati nella lotta ai furti. Perché se Treviso si conferma essere in Italia la terza provincia più sicura e i dati del Ministero dell'Interno riferiti al periodo dal 1 gennaio al 6 novembre 2022 parlano di un calo del 29% dei furti in abitazione rispetto ad un anno fa, il problema esiste e non va sottovalutato. Ha sottolineato il prefetto, che ha spiegato come il protocollo, che si rifà ad un accordo nazionale sottoscritto tra Ministero, ANCI e Vigilanza Privata, abbia il duplice obiettivo di incrementare i controlli sul territorio e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Ha dato il destro anche alla nostra prefettura e alle amministrazioni comunali di maggiori dimensioni di valutarlo insieme al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e oggi sottoscriverlo con alcuni degli istituti di vigilanza che sono più presenti, hanno più detenzioni tecnologiche e guardie giurate sul territorio. 5 gli istituti di vigilanza che hanno sottoscritto l'accordo, con 70 pattuglie complessivamente impiegate nei 7 comuni. Nei giri di controlli ordinari che svolge, riporta alla propria sala operativa, e queste alle sale operative delle forze di polizia, eventuali fatti sospetti, atteggiamenti, comportamenti o persone che possono indurre a segnalare la loro presenza. I vigilantes, prima di entrare in servizio, verranno formati, mentre entro un mese il questore convocherà il tavolo tecnico per le modalità operative del protocollo. Questi sistemi complessi di controllo del territorio devono avvalersi di mille occhi, appunto, come è il titolo di questo protocollo. Perché? Perché le forze dell'ordine già agiscono con il numero di addetti che hanno. Più segnalazioni hanno, più informazioni hanno, maggiormente potranno intervenire. Sicurezza che viene incrementata anche dal protocollo di oggi con l'aiuto dei privati, quindi con le compagnie di vigilanza, attraverso questa sinergia pubblico-privata che fa sì che gli occhi sulle città aumentino in maniera davvero esponenziale.